È una buona causa, ma come quelle che sposano sempre qui alle Manzane. Anche Semibasso per la quinta volta non è voluto mancare alla vendemmia solidale sulle colline di San Pietro di Feletto. Oltre 500 i partecipanti per questa 11ª edizione che coniuga la produzione del Prosecco Superiore al sostegno di associazioni e gruppi di volontariato. Quest'anno la raccolta dei quasi 100 quintali di glera porterà in parte, e sommata all'incasso della domenica di beneficenza, all'acquisto di strumentazione diagnostica nel nuovo ambulatorio sociale per cani e gatti di Ponzano Veneto. Vogliamo appunto gestire una sorta di luogo dove le famiglie meno abbienti riescano ad avere il supporto necessario sia alla salute e alle cure dei vari animali che hanno, ma anche aiutare nelle sterilizzazioni o comunque dargli un supporto anche noi con cibo e cure in modo tale che non abbandonino il loro animale a quattro zampe. Tra i testimonial anche il vendemmiatore Nicola Canali. Mi hai preso proprio alla sprovvista, sono qua anche emozionato. Io sono sempre contento quando mi intervistate voi, perché i miei genitori guardano solo Antena 3 e quindi dico sempre Antena 3 a casa mia è Rai 1 e quindi se mi intervistassero quelli di Rai 1 non sarei mica così agitato, perché so che papà mi guarda e non voglio deluderlo. Vendemmia rigorosamente a mano, tornata nella tradizione dopo uno stop durato 2 anni. C'è stato il Covid, allora non ci siamo sentiti di fare una cosa, passatemi il termine, un po' più leggera, abbiamo fatto altro finché questa pandemia mi sembra che oramai sì c'è, però diciamo che è abbastanza contenuta anche i danni, allora abbiamo deciso di fare con l'EMPA e dare anche un po' più di leggerezza a questa giornata, un po' più di festa e felicità.